Eccoci qua, lunedì 1 luglio, inauguriamo un mese saltando il giro all'Elofoten e andando dal meccanico sperando che risolva il problema di questa moto. Ancora chiuso, aspettiamo che aprano, siamo ancora in attesa. È uscito un meccanico con qualche difficoltà nel mio inglese stentatissimo, gli ho spiegato qual è il problema, mi ha detto di aspettare. Intanto ci gustiamo tutte queste motorette, queste sono tutte moto in riparazione. Questo è il concessionario Honda e BMW. Ma che bestia questa, BMW 1800, ma che due testoni che ha, sono più larghi del resto della moto quasi. KTM, BMW R1250, Goldwing nuovo modello con targa spagnola con tanto di bagagli sopra, il che non mi fa ben sperare sulla rapidità del servizio. Tenuta malissimo comunque, piena di strisci, di ammaccature. Altri BMW, perfino motoslitte, KTM, moto nuove ancora imballate e infine la mia fiammetta che aspetta qua fiduciosa. Mi sa che oggi il giro all'Elofoten è proprio saltato. Allora, pessime notizie, non hanno tempo per andare dietro alla moto e in ogni caso se è la pompa da cambiare i tempi di attesa sono di 2 settimane perché non hanno il ricambio. E gli ho detto se devo morire, in questo caso mi hanno detto no, che basta andare a Oslo, ma non so come arriverò a Oslo in queste condizioni. Allora, morale della favola, non hanno voluto neanche vederla la moto, dicendo appunto che ci voleva troppo tempo, non avevano tempo e comunque se era la pompa da cambiare bisognava aspettare almeno 14 giorni. Allora abbiamo deciso di continuare il nostro viaggio con fiammetta malandata, andiamo allo sbaraglio, andiamo avanti finché va. E quando si fermerà decideremo il da farsi, chiameremo i carri attrezzi, la butteremo in un fosso, no, questo no. Quindi allora abbiamo fatto i bagagli in fretta e furia e adesso ci stiamo imbarcando per l'Elofoten. Da Bodo sbarcheremo a Moskenes, ci metterà 3 orette, 3 ore e un quarto circa e siamo in attesa della partenza. E sia quel che sia, audentes fortuna iuvat. Intensissimi, non so se il video può rendere l'idea, può rendere giustizia a questi colori intensi, bellissimi. Qua nel profondo nord c'è sempre questa luce radente che ogni regista vorrebbe avere per i propri film. È uno di quei posti in cui se ci vieni a vivere ti dimentichi di morire. Una pace, una tranquillità fuori del normale. E anche qua all'Elofoten si incrociano italiani sconosciuti. Siamo come il prezzemolo, ovunque. Tipico villaggio di pescatori norvegese, ovviamente le barchette, le casette sono tutte lì belle, restaurate ad hoc per i turisti.
cose da pazzi. Se ho un affare del genere a casa mia faccio una strage. Arrivare le teste dello stoccafisso. Che brutto. Buono. Oh, l'entrata del museo dello stoccafisso, anche qua tradotto in italiano. Strano però. Ma come mai qua ci sono tutte queste scritte in italiano? Forse abbiamo scoperto perché ci sono tante scritte in italiano. Il signor Steinar Johan Larsen si è diplomato in lingua e letteratura e storia italiana a Perugia. Ecco il museo dello stoccafisso. Dovrebbe puzzare, ma non puzza. Però le lische, ancora lische. Ne prendiamo uno, facciamo il baccalà stasera. La salatura, guarda come lo comprimono per impacchettarlo. Nido di gabbiani, un animale che odierò per tutta la vita. Sembrano scimmie volanti dai versi che fanno. A Trondheim non mi hanno fatto dormire la notte, perfino di notte volano, ma qua la notte non esiste. Nidificano ovunque. Una cosa che abbiamo notato, anzi che ha notato Cinzia, mi ha fatto notare che qua in Norvegia, e anche qua all'Elofote, mai visto un gatto. A Reine, a Cinzia è venuta voglia di un gelato, quelli tipo espresso che li fanno anche da noi, quelli morbidi, soffici, arricciolati come una... vabbè, lasciamo perdere. Però ha adocchiato anche i souvenir e quindi ne avremo per un bel po', meglio che spengo, va. Il porticciuolo di Reine, macchie di neve sullo sfondo e i Rurber.
Spiaggia di Ramberg sulle isole Lofoten, sabbia bianchissima, acqua un po' freddina immagino. Adesso andiamo a sentire. Una medusa spiaggiata. Ecco Cinzia che raccoglie le conchiglie per comporre, per fare le sue composizioni, come si può dire, di natura morta. Autoctone. Autoctone. Raccoglie la medusa morta, ce la portiamo a casa. Bellissimo, da un lato il mare, dall'altro la montagna con la neve ancora. Siamo nel nostro Rorbur a Ballestad. Io sono molto abbacchiato che oltre alla beffa del concessionario Honda di stamattina che non ha voluto sistemarci la moto, questa sera, anzi nel pomeriggio, ho anche perso il portafogli. Quindi mi ritrovo a 4.000 km da casa senza una carta d'identità, senza patente, senza soldi, senza carta di credito, senza bancomat e senza tessera sanitaria. Giornatina da incorniciare. Ma ci stiamo facendo comunque la pasta al sughetto col peperoncino e l'importante è la salute di questo è il nostro Rorbur. Guarda che bello, la motoretta parcheggiata davanti, la tettoietta col tavolino, si potrebbe anche mangiare fuori. Oggi giornata spettacolare, abbiamo visto dei paesaggi, dei colori, ho ancora gli occhi pieni dei colori che ho visto oggi. Peccato lo smarrimento del portafogli ha rovinato tutto, ma non ci facciamo intimorire. Poi abbiamo scoperto un'altra cosa anche stasera, siamo andati a fare la spesa per mangiare qualcosa e abbiamo preso anche 2 lattine di birra. Quando siamo arrivati alla cassa, il ragazzetto della cassa, che avrà avuto 10 anni, 12, no vabbè, 20 anni dai, non ha voluto darsi le birre perché dice qua in Norvegia è vietato vendere birra dopo le 8 di sera, erano le 20:44 e non c'è stato niente da fare. Io già mi ero programmato di bere la mia birretta qui fuori, seduto fuori del mio Ruber lì, come si chiama, e mi è stato impedito da un ragazzo di 20 anni. Però abbiamo il nostro tavernello. No, non lo finisci? Non lo Sì. vedi? Come sì? Era
martedì 2 luglio 2024, ore 8, splendida giornata, tra poco si parte. Oggi tappa impegnativa ma non troppo, circa, quanti sono? 300, circa 300 km su strade a medio scorrimento. E dalle isole Lofoten, Ballstad, dove siamo adesso, arriveremo a Narvik sulla terraferma, se di terraferma si può parlare, perché qua è tutto un alternarsi di acqua, terra, lingue di terra che si insinuano tra lingue di mare chiamati fiordi, eccetera. La temperatura è ottima, come si vede dal mio abbigliamento, scusate le mutande. E fra poco si parte, però prima della partenza vera e propria dobbiamo fare una tappa. Hallo, Good morning. good morning. The police station. The next to right. Yeah, you drive out and go then to right, and then the first to right, and then you see the signal. Yeah, right here. Then when they're coming, then you right the first, and then the right. Then you see that. Yes. Ecco, siamo arrivati troppo presto, sono le 9 e qualcosa, però gli uffici aprono alle 10. Lì c'è scritto distretto di polizia del Nordland, stazione di polizia delle Lofoten Ovest. Aspettiamo le 10, che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Ci dobbiamo ammazzare. Eccoci qua in attesa, all'interno della sala d'attesa della stazione di polizia. Ho già fornito tutti i miei dati, stanno facendo la denuncia, mi rilasceranno una copia con timbro della polizia, almeno se mi fermano per strada ho qualcosa da esibire. Ma noi non ci arrendiamo, sono un po' sconsolato. 1.000 euro in contanti, ormai sono persi, che lo dico o non lo dico cosa cambia? 1.000 euro in contanti, perché se vai in giro per il mondo devi avere qualcosa in tasca, a parte che qua non servivano, perché qua si paga qualsiasi cosa, anche le caramelle, e con la carta di credito, con il banco, contanti proprio non sanno neanche cosa siano, può capitare all'emergenza. Quando sono entrato speravo che mi dicessero: ecco qua il tuo borsello, ce l'hanno portato ieri sera.
Eccolo qua il faro di Svolvær, chiamato la Fiskarcona. La sai la storia della Fiskarcona? Praticamente quella è la statua di una donna, noi la vediamo di spalle, rappresenta la moglie del pescatore, dei pescatori in generale, che saluta il marito quando parte dal molo di Svolvær. Vedi che sta salutando, c'ha la mano alta. Vai, vai, marito caro, che vado subito dall'amante. Pierangelo Bertoli diceva così quella canzone, come si intitola, non mi ricordo più. Il pescatore. Ecco, 21 anni fa, quando sono venuto a Capo Nord per la prima volta in camper, ricordo che queste strutture di legno erano piene di stoccafissi, di merluzzi messi là ad essiccare, ricoperti con la rete anti-uccelli, perché altrimenti i gabbiani fanno fuori tutto. Ora, da quando siamo arrivati, ne ho viste tantissime queste strutture, però tutte vuote. Forse hanno cambiato tecnica di essiccazione. Che ne pensi? Che i gatti si sono mangiati tutto. E dopo I gatti si sono mangiati, non ci sono gatti in Norvegia. Hanno ucciso i gatti. Però Non fa una piega. Dopo che avevano già mangiato i baccalà, probabilmente. Effettivamente è pieno di resti di baccalà. Ne prendo uno e lo metto nel... Facciamo il brodino di baccalà. Questa è una testa, ce ne sono altre, guarda, con lo spago ancora attaccato, vuol dire che l'hanno tagliato. Evidentemente usano ancora questa tecnica e forse è già passato il periodo. Allora, dicevo che siamo arrivati anche a Narvik e tranquillamente, senza nessun problema. Il tempo ha tenuto nonostante le previsioni davano un paio d'ore di pioggia e ci sta andando alla grande con il meteo, perché finora abbiamo preso insomma solo qualche goccia, acqua forte sì, quella volta che l'abbiamo preso, però poche volte e per poco tempo, insomma. Diciamo che ci sta andando bene. Freddo, abbastanza freddo, sugli 11-12 gradi, però con il completo della Rucca io personalmente sono andato da Dio. Freddo solo un po' i piedi e le mani, perché col Goldwing insomma piedi e mani sono abbastanza esposti a parte invece di tutto il resto del corpo che è protetto. Cinzia non ha sofferto il freddo, giusto? Benissimo, un po' di fresco dai. Adesso ci laviamo. Questa è la camera del nostro hotel per questa sera. Mi hai presentato Le renne, ma non sono renne quelle. gli alci. Quelle sui cuscini, ma neanche alci, sono caproni, montoni, Caproni. sembrano montoni, arieti con le corna. E il pelo per terra di quello? Il pelo è sintetico sicuramente. Non il montone. Non credo. Ci laviamo adesso o dopo? Sì, no, non mi lavo adesso che mi scaldo. Ci facciamo una doccia e poi andiamo a fare 2 passi a Narvik, che non credo ci sia granché da vedere. Tappa logistica solo per dormire e riposare. Domani mattina tappa fondamentale perché ci si avvicina in maniera spaventosa alla meta agognata. Domani Cioè? Narvik alta. Ah, pensavo riparamento del portafoglio. Magari. Eccoci a Zonzo per Narvik. Lì parcheggiata una supermoto, non so di chi è. Quello è lo Scandic Hotel, non è dove siamo alloggiati noi siamo alloggiati su questo qua.
un po' più modesta. E niente, sono le 7 di sera e facciamo un giretto per sgranchirci un po' le gambe, perché oggi l'abbiamo passata tutta quanta in moto. 2 passi per stimolare anche un po' l'appetito e dopo qualcosa da mangiare troveremo. Oggi bellissima giornata, la mattinata più che altro, altri colori spettacolari come ieri sulle isole Lofoten, illuminati da un sole bellissimo. Pomeriggio un po' più grigio perché è stato quasi sempre coperto il cielo, però non ha mai piovuto e ci è andata di lusso, quindi va bene così, dai. Domani tappa tosta, 400 e rotti chilometri, arriveremo a Alta, molto vicino a Capo Nord. Domani sarà decisiva. Giusto per far capire come siamo messi, stamattina sono uscito da Ruber, come si chiama? Burber, non imparerò mai il nome di quelle casette rosse. Rorbuer. Sono uscito da Rorbuer in mutande e maniche corte e adesso siamo qui intabarati con il piumino d'oca della Rucca. E in maniche corte e mutande facciamo tutti uscire dalla doccia. Ci sono 11 gradi e sono le 7 di sera. Vabbè che qua l'escursione termica fra giorno e notte praticamente è quasi pari a zero, c'è 1 grado o 2 di differenza perché è sempre giorno, per cui però 11 gradi al 2 di luglio bene così, ci manteniamo freschi e giovani. Poi i napoletani dappertutto li trovi, anche al Polo Nord. Cioè, qua vendono costumi da bagno, ma quando li usano? In Italia. Siamo nel ristorante dell'hotel. Un bel locale raffinato, tutti i piatti raffinatissimi. Però non so se riusciremo a saziarci. Proviamo. Sì dai, dovremmo farcela, dovremmo sopravvivere.